I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time. Mamma mia! Un odore che non sentivo più da 50 anni, l'odore del latte. È una cosa incredibile, i ricordi della mia infanzia. Saranno circa più di 50 anni che non sento più questo odore. Peppino, ma io sono andato di là, sì, e
mi è venuto un ricordo di quando ero bambino, perché ho sentito un odore di latte che negli ultimi 50 anni non ho sentito più. Ma che è questo odore? Vi dico subito, latte come viene munto alla stalla, trasportato direttamente al caseificio senza riscaldare, senza refrigerare, intendo senza additivi, senza chimici, viene messo in caldaia e cagliata. Questo è l'odore, Ho che capito. non viene messo, ma non messo niente, questo è tutto. Ho capito. Come viene dalla stalla viene Messo qua a cagliare. Peppino, ma mo cosa state facendo voi Da due? quel latte che adesso abbiamo parlato, abbiamo fatto la cosiddetta cagliata. La cagliata che noi abbiamo messo su un tavolo per 24 ore a maturare, fermentare, naturale, senza fermenti, senza additivi dentro. Dopo 24 ore è avvenuta la filatura. La filatura, e in questo momento stiamo accingendo a tagliare la cagliata a fettine per metterci l'acqua a 90 gradi e farla filare. Ma filare che significa? Filare significa che da tutte queste fette, con l'acqua a 90 gradi, si viene a unire tutto e si fa una treccia che vi faremo vedere. Ho capito. Quindi noi diciamo che fino ad ora siamo tornati, io credo, in un metodo non usuale per questi tempi. Anticamente come si faceva? Questa è proprio la lavorazione anticamente, diciamo così, la lavorazione di quando è stato inventato il provolone, cioè di quando i nostri antenati si sono inventati il provolone, di centinaia di anni fa. Quindi ovviamente ci si Io sono la terza generazione, figuratevi. Ah, tu sei la terza generazione. Peppi, scusa, io ti devo fare una domanda indiscreta. Come terza generazione, quanti anni hai tu? Io ho 70 anni quasi. Quindi il nonno tuo, quindi stiamo parlando di 150 anni 50 fa. anni so, sì. Come vedete la tradizione che si tramanda nel tempo. Quindi diciamo che il processo manuale, il processo lento, senza additivi, esalta... È quello che ci dà veramente la possibilità di assaporare gli antichi sapori, come si dice in questo momento. Quindi noi possiamo dire che quando andremo a mangiare questo provolone del Monaco, noi sentiremo anche qualcosa dell'aria del mare, del golfo e dell'aria del Faito? Senz'altro, il latte a guardarlo sembrerebbe unico, tutto colore bianco. Quanto latte prendiamo? O prendiamo quelli del nord Italia, o prendiamo quelli del sud Italia, o prendiamo quelli che viene dall'est, sembra tutto uguale. Però tenete presente che ogni caseificio può fare, dal suo latte può fare un formaggio chiamato lo stesso Monaco, però con sapori diversi, perché la tipologia del latte da dove viene munto, da dove vivono gli animali, come mangiano, come respirano, proprio l'aria di dove stanno. Questo è il territorio praticamente. Quindi questo processo, da quello che comprendo, è un processo tendente a valorizzare le differenze dei territori. E quindi il processo naturale non distrugge le qualità peculiari dei territori, contrariamente a un processo prettamente industriale che li appiattisce. Esatto. L'artigianalità è proprio questo, che non si deve strafare, cominciando dalla mucca. La mucca c'è la possibilità di produrre 15-20 litri di latte, non la dobbiamo forzare a farne 30-40, e già da qui è tutto un discorso. Se un animale può mangiare, non so, 20 kg di razione, noi lo vogliamo sforzare a farne mangiare 45-40 solo per prenderne profitto, noi abbiamo perso tutto quel sapore, quella genuinità del latte, parola latte. Come vedete, lo stress, quello che rovina l'uomo e che ci induce a stare male, rovina anche gli animali e rovina i cibi. Quindi dobbiamo imparare quantomeno nei prodotti alimentari a dover pigliare prodotti non stressati. Esatto. È vero o no, esatto, Peppino? Questa è la nostra differenza. Peppino, ma io ti devo fare un'ultima domanda, perché tutti poi mi fanno la stessa domanda. Ma perché del Monaco? Perché del Monaco ci sono due versioni, una perché praticamente qui parliamo di centinaia di anni fa, quando raggiungere Napoli per vendere questo prodotto si andava con la barca, e non c'erano altri mezzi. Allora per portare più prodotto
i vari casali indossavano il saio, quelli che fanno che adoperano i monaci per andare alla cerca, no? E mettevano il formaggio davanti, di dietro e due spaselli in mano e andavano con queste barche a vendere il loro formaggio a Napoli. E quando arrivavano al porto dicevano sta arrivando il monaco, proprio perché indossava quel saio che è tipico del monaco. Ma Peppino, mi dicono un'altra cosa, questo provolone per diventare del monaco non si può fare in 2 giorni, ha bisogno dei tempi un po' lenti, è vero o no? Sì. È tutto come si diceva, si va con lentezza, si aspetta che si fermenta la pasta, dopo 24 ore si lavora, si fa la forma del monaco, si mette in acqua, si raffredda, poi si mette in sale, poi si mette in celle frigorifere per asciugarlo, dopodiché vanno nelle grotte a stagionare, minimo 6 mesi, minimo. A 6 mesi ci mangiamo un prodotto ancora dolce, saporito, equilibrato. Esatto. Chi piace più piccante dobbiamo aspettare 1 anno, chi piace super piccante addirittura con la lacrima dobbiamo aspettare 1 anno e mezzo, 2 anni. Come vedete, quando vediamo dei prezzi diversi di prodotti c'è sempre una ragione, che non è quello dell'apparire, ma è quello della sostanza che ci viene dall'antica cultura, dalla saggezza e dalla tradizione che si tramanda nel tempo. Peppino, io ti ringrazio e auguro che dopo di te ci possano essere i tuoi figli e i tuoi nipoti che seguono in quest'opera di valorizzazione di queste nostre eccellenze. Grazie. Io non so se mai ci avvererà uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore da quando c'è. Forse anche questo resterà uno di quei sogni che uno fa, anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, tanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Sarà l'aurora, per me sarà così, come uscire fuori, come respirare un'aria nuova, sempre di più. E tu, amore, vedrai che presto tornerai, dove adesso non ci sei. Forse un giorno tutto cambierà, yeah, più sereno intorno si vedrà. Voglio dire che forse andranno a posto tante cose, ecco perché